inue c'è rutto di cicasa, incube, tristo, superbo, mozinato tronco. Nel saspro loco o su terreno ostile, toferini de luce artere e spera. Solo sarframar de salzaminera ti spettano, ballande i suoi. L'ultima chimera. Chi s'alanza e si spera in suo cammino e si stella e sa sorte poi sprone, chi sa spantama desillusione e sa roda e sa vida con mulino e pocaggio romasu sull'onzino chi mazzuto podotto sa scarrera sa grande chi incanto so e chimera sa in sosprado del murta e romasini in ue de do cantano orizzonte se i sabba s'artita s'arpuntano in ue si schidano e ballano saliano sa sormuilo so de mare e de montes a positiu sa tratta infinita e chircau suadu e sa presso ma sa roda zirau ad al revesso in sa candera sa de tutto sa vita e che in su gardio gra e sordicizzo so tra luce de sincertu e si sconnottu su andau chircande a mime tutto per rimare presente a mano in chizzo in ue so spasso dell'umanità galu certezza non me ne torrau in ue sa sabba sa non cane lavau so si normanno so desidentidade e quando sulla bentu e fa l'anrio so in questo tristo loco eremu e povero mi pare de su monte su di proprio potuto canto so lamento mio lamento so de ferida sa chi s'avissia sopra sa spaese nuota sutau lamento so chi de bada sa ampesciau milli battallas contra s'ingiustizia e oie chi passo su ta si schizzata su canto irridente sa piace bido dai no sa si spera mia sa in berghende l'ultima puntata anda torra sa puppa per i prado so de sos castello rutto su in sera forse ci so è Piero l'ultima chimera in mezzo a gusto monte se assolato Grazie a Salvatore. Grazie anche a te. Prima di passare a Salvatore la parola, consentitemi di trattenermi un po' su questo libro, in modo particolare che ho avuto il piacere di avere tra le mani per tanto tempo finché non è diventato un libro. E quindi ho potuto leggere, meditare e riflettere su ogni poesia che abbiamo scelto di inserire nel libro e mi piace un po' fermarmi su alcune di loro, su alcune di queste poesie che in modo particolare mi hanno colpito. Un libro di poesie come questo è ricchissimo e ce n'è per tutti i palati, per tutti i gusti. Chi ama la poesia può trovare all'interno di questo libro proprio materia prima di eccellenza. E ovviamente le poesie ognuno se le legge, se le assapora con il proprio ritmo, con il proprio
mi sono permesso anche di scrivere nell'introduzione che Salvatore mi ha domandato una chiave di lettura per questo libro che a mio parere ce la offre quella poesia Io che il coro Bramese da brivido ci ha proposto questa sera. Io è un sonetto secondo me chiave per tutto il libro, perché già nella prima quartina dai coro mi naschi di una briscura, Lena, Lizera che frina il mare e s'anima mi spinge a volare in che l'or da pentu e dell'usura. Io trovo che questa quartina di questa poesia di Salvatore contenga come l'annunciazione di tutto quello che è la poetica, lo sguardo, il modo di guardare di Salvatore. Qualcosa nasce dal cuore, da quel fermento interiore e spinge l'anima a un volo, a che lo da pentu e d'ermosura. Soffermiamoci un attimo che cosa significa appentu e che cosa è sermosura. Appentu è un luogo, mi sono appentato, dove non mi aggrada da mi stare, a mi stentare, che mi diverti, che mi aggrada, da che è bello, che è proprio un luogo animoso. E noi stiamo perdendo il tempo, mi stentonzo bello, con piacere, dove sto con piacere, come se fosse un gioco. Ma appento è anche un modo di fare le cose, fatta in appento, cioè un modo di fare le cose attentamente, senza fretta, con soddisfazione, con piacere, con gioia, ancora una volta con gioco. Quindi questo schelor d'appento, dove è piacevole sostare, ed ermosura, che è il bello, il gioco e la bellezza sono i due termini del cielo poetico di Salvatore Ferrari. E lì quest'anima si trasporta per guardare poi le cose del mondo, della terra, per tornare qui ai dolenti e d'ogni erta asco che mia, per condividere il dolore e la sofferenza dell'uomo e per alleviarla, a plantare barbatella d'amore. Trovo che questa poesia sia davvero l'incipit giusto per tutto il libro che Ramenazzo, perché ci dà l'idea di quello che vede quest'anima che vola in questi cieli dove è piacevole sostare, dove il bello è possibile, per restituire poi alla vita quotidiana, anche alla sofferenza, una lelude de consolo. Il libro è un po' la descrizione di tutto quello che questo sguardo vede e osserva in questo suo volo in cui si affida al vento, e il vento è per Salvatore un elemento fondamentale per la sua poesia. Il vento è quello che trasporta la voce anche di Ramenazzo, a cui lui affida alla fine tutte le sue poesie. È un po' come affidare al vento la voce di tutto ciò che hai visto e che è possibile vedere quando dal cuore nasce questa frina Lizera. E infatti nel libro troverete una descrizione come se Salvatore sorvolasse Dorgali, il suo mondo antico, la sua origine, come un drone. Il poeta è un drone, un osservatore attento anche, ma deve
deve fare una cosa, un'operazione che a mio giudizio Salvatore illustra molto bene nella poesia che ci ha appena letto Graziano, L'ultima chimera, quando dice: ma i tedeschi sono i cambi, sono una storia, sono un circone, sono... No, quando tu dici... Sì, però anche quando dici io mi chirco in intro a me, lo dici nell'ultima chimera. Ecco, quel volo alla fine dove conduce? Conduce dentro se stessi. E la cosa interessante di tutta questa operazione dei Tessidones è che tutti i nostri poeti ci invitano a questo ritorno in noi stessi, cioè in pratica, Cussanima che ha spinta a volare, Sabrina Lizzera, a noi sta là, a noi due, semplicemente dentro se stessi. Questo è l'invito che ci stanno facendo i poeti ed è a mio giudizio, da un punto di vista culturale, sociale, civile, sociologico, il grande contributo che la poesia può dare ad una comunità e non solamente alla nostra comunità, perché è un modo di osservare, è un modo di percepire che nasce da un ritorno in se stessi. E tutti i poeti fanno questo. E questo invito a tornare in se stessi e a parlare dopo questo ritorno in patria, come Ulisse, stabilisce un codice di relazione, di comunicazione che è diverso, che è meno conflittuale, che è semplicemente comunicativo e tende alla condivisione e all'unione. E questo è l'auspicio che la poesia può dare a tutta la comunità affinché sia possibile che si realizzi quella sinergia, quella condivisione, quella comunione, cioè quel senso di civitas e di comunità a cui tutti aspiriamo. Per cui io ringrazio Salvatore e lascio e mi fermo qui perché invito tutti a leggersi le poesie di Salvatore e a farsi un po' trasportare da questo volo di quest'anima che ha questo sguardo leggero come il vento che la trasporta. E io ti ringrazio per le opportunità che mi hai voluto regalare. E ora, ancora, prima di cedere la parola a Salvatore, Graziano ci leggerà ancora due poesie. Credo che la prima sia Trintannos. È giusto dire che Trintannos è la poesia che Salvatore dedica alla sua metà, alla moglie Rina e alla famiglia. Trintannos, a Mozeremia. Mezzanotte, e siamo su zero e due, a sola, aspettando il spizzino, pensamentoso, a tutto so rimpinnoso de se avvieni d'ora, e pur in cara non lucete cu dispera forte e rara che dissipa donzumbra e donzimura. Ma ti lamentas. In sa spricarnia a po' annotato tutto sa speleas a degusta vita nostra. L'imbarfeas a chi aiava e dato un inganno la siamo su cagliadas. E o canno son 30 annos de cosu e tribulias. 30 annos de pazienza, de amore, tutto impinnato su a ponne sa pace ue pace, non baia ma narza, chi de sa punta sua maiarza, li schimo su 0, 2 e su Signore. Ehi, canta volta, che in buona maniera a
amostorrado os ánimos sereno e non é aposentado su enemus e tutto sa vida. E garo como che su sentido che muda sa domo in che vimusu de sole una lumera che accanto solo in solo e mare miragliamo su sa luce di ogni stella, ma si stella istitue rara e bella de gusto sognos mios infinitos y más prominto diesco coloridos e affetto venitos o pensare beni che ti carino in sorriso che delicao e scansano saladas sono punzadas das horas caras e todos os curanzolor mementos o che tue e zero che so sentimentos o a salvare essa vida amor diviso ma lo si intende già isso so tornare a fizon nostros che isos tutus relis andano un po' con tesoro e pare veri che in pizzocco se como sono in manos pare sfinissoso si cantano 30 anni del matrimonio colato in pare